Questa mattina, attorno alle ore 11, i vigili del fuoco di Chioggia sono stati contattati per intervenire in via della Fossetta a Ridotto Madonna, dove un giovane corpulento non riusciva a rialzarsi da solo dopo essere inavvertitamente caduto dal divano. Il veloce arrivo della squadra, partita dalla caserma di Riviera Caboto a Chioggia, ha risolto la situazione per il sollievo dei familiari. Giova peraltro ricordare che ai vigili del fuoco è stata assegnata una delle due porzioni della vicina barca, l'edificio a ridosso dell'ospedale, che diventerà la loro nuova sede. Visita a Chioggia questa mattina per l'assessore regionale al bilancio e agli enti locali Francesco Calzavara. L'esponente della giunta, condotto dal consigliere leghista Marco Dolfin, ha incontrato nella sede dell'Ascom a Borgo San Giovanni i referenti delle associazioni di categoria, soprattutto relative al turismo. Nell'ora di dialogo sono stati affrontati tutti i temi all'ordine del giorno, dalla viabilità stradale e ferroviaria al ripascimento del litorale e alle opere fisse per evitare che in futuro gli effetti delle mareggiate colpiscano ancora gli stabilimenti e le imprese concessionarie. Calzavara, già sindaco di Jesolo, ha elogiato lo spirito di coesione cittadina che ha portato a Palazzo Ferrofini tre consiglieri regionali chioggiotti, confidando ovviamente soprattutto nel compagno di partito Dolfin, in quanto membro della maggioranza, e ha ricordato come nelle intenzioni della giunta Zaia vi sia la delega sempre più massiccia a soluzioni da perseguire in sede locale e comunale attraverso gli enti di prossimità. Torniamo a parlare di Mose. Ovviamente siamo tutti contenti che il Mose funzioni e abbia già dato dimostrazione di salvaguardare la laguna e quindi Chioggia e Venezia dalle alte maree, quelle eccezionali. Purtroppo però il contraltare è il notevolissimo, il grave problema per la marineria di Chioggia, che ovviamente non può uscire quando le paratoie sono alzate, in quanto la conca di navigazione non è finita e i lavori al momento non si sa neanche esattamente quando entrerà in funzione. Al problema delle paratoie che si alzano, quindi che viene impedito ovviamente il transito, c'è il problema, ricorderete anche che c'è stata un'occasione in cui i pescherecci sono usciti e poi l'hanno alzato, quindi sono rimasti fuori in mare praticamente. Per fortuna non era una condizione di mare particolarmente, diciamo, pericolosa, ma il problema si aggiungono anche i falsi allarmi, perché questa settimana praticamente, rispettivamente martedì scorso, mercoledì e anche ieri giovedì e sulla giornata di oggi venerdì, la marineria era stata avvisata che le paratoie sarebbero state alzate e invece poi dopo qualche ora è arrivato, dopo 4-5 ore è arrivato invece la rettifica, praticamente un falso allarme, che appunto le paratoie non sarebbero state alzate. Questo crea ovviamente delle conseguenze gravissime, perché i pescatori o non possono programmare l'uscita, o addirittura quelli che sono usciti per cercare comunque di lavorare un pochino sono ritornati in velocità, aumentando praticamente i costi, perché se uno va in mare e ha un costo di carburante e riesce a fare una battuta di pesca, se invece ne fa 5, ovviamente il costo si ripartisce fra le varie battute di pesca. A questo problema c'è appunto che il porto rifugio non si sa ancora quando sarà operativo. Dalle immagini che abbiamo e da una ricognizione che è stata fatta da alcuni pescatori non sembra che ci voglia chissà cosa per poter preparare gli ormeggi, quindi già solo quella lì sarebbe una situazione di sicurezza che consentirebbe a chi è in mare e che dovesse trovare le paratoie del Mose alzate, potrebbe appunto trovare rifugio appunto nel porticciolo che è stato predisposto. Sembrerebbero che manchino solo gli ormeggi.
Ovviamente la conca di navigazione non è funzionante, quindi dovrebbe rimanere comunque lì, ma comunque sarebbe a riparo dal mare mosso, insomma. Si attende a ore la pronuncia dell'Istituto Superiore della Sanità, che dovrebbe riportare il Veneto in zona gialla. Una volta che i dati saranno vidimati dal Ministero, partirà il decreto firmato da Roberto Speranza che consentirà ai veneti di poter riaprire bar e ristoranti anche al pubblico e non solo all'asporto, sempre entro le ore 18 e di potersi spostare liberamente all'interno della regione. Gli effetti del provvedimento partirebbero da lunedì 1 febbraio, con il weekend che vedrebbe ancora in vigore la zona arancione. Non è la sola novità. Da lunedì anche in Veneto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ovvero i licei e gli istituti tecnici e professionali, potranno fare lezione in aula nella misura del 50% di ogni classe, mentre la rimanente continuerebbe con la didattica a distanza. In attesa di ufficializzare gli sviluppi per i vaccini, le indicazioni dicono che dal 15 febbraio in Veneto verranno contattate le persone fra 75 e 80 anni. La settimana successiva verranno immunizzate le persone nate nel lustro successivo. Gli ambulatori ospedalieri tornano a regime. Lustre Serenissima infatti dal 1 febbraio recupererà tutte le prestazioni ambulatoriali non urgenti, sospese o non prenotabili negli ospedali durante i mesi scorsi. Tra queste oltre 15.000 erano quelle già prenotate e 12.000 le richieste pervenute ai CUP dopo la sospensione. Tutti verranno ricontattati direttamente dall'ULSS per confermare un nuovo appuntamento in base ai criteri di priorità clinica e temporali. Intanto, grazie alla diminuzione dei ricoveri, al momento i posti letto attivati nelle terapie intensive dell'ULSS 3 sono scesi da 96 a 86. Negli ospedali di Chioggia e Mirano le terapie intensive sono già completamente libere da pazienti positivi al Covid. La riduzione dei letti attivati per i pazienti virali, grazie alla diminuzione dei ricoveri, è avvenuta anche per i posti letto in area non critica, scesi di un terzo. È stata prorogata fino al prossimo 13 febbraio l'ordinanza che vieta il transito veicolare all'interno di Via del Boschetto a Sottomarina, la quale continua a essere interessata dai lavori di asfaltatura all'apparato fognario e per la realizzazione di un marciapiede. Prevista anche la sospensione degli stalli per parcheggiare con divieto di sosta e rimozione del mezzo. La sede riservata ai pedoni è delimitata da transenne e gersi in plastica a protezione del passaggio. Via del Boschetto era stata temporaneamente riaperta dopo le vacanze natalizie e tornata inagibile dall'11 gennaio, data nella quale sono riprese le opere comunali. La proroga è stata chiesta dagli uffici del settore lavori pubblici. Sono trascorsi 25 anni dalla terribile notte del 29 gennaio 96, quando il Teatro La Fenice venne distrutto da un incendio doloso, segnando indelebilmente la storia della città e la memoria dei veneziani. Rimasero in piedi solo i muri perimetrali, ma grazie all'intervento coraggioso e professionale dei vigili del fuoco, che lavorarono incessantemente per ore servendosi anche di un elicottero,
alle fiamme fu impedito di estendersi ai piani circostanti, scongiurando il rischio che l'incendio potesse intaccare una parte cospicua dell'isola. Ad appiccare il fuoco, come ricostruita all'epoca dall'allora pubblico ministero Felice Casson, furono Enrico Carella e Massimiliano Marchetti, gli elettricisti che lavoravano in subappalto alla ristrutturazione degli impianti del teatro. I due, che innescarono le fiamme per non pagare le penali relative al ritardo nei lavori, vennero arrestati un anno dopo l'incendio e condannati in via definitiva rispettivamente a 7 e 6 anni. Come per il campanile di San Marco dopo il crollo del 1902, la Fenice fu ricostruita com'era, dov'era, 7 anni dopo, non senza vicissitudini legate ai progetti e all'appalto dei lavori, e venne inaugurata con un concerto la sera del 14 dicembre 2003. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, l'anniversario del rogo è commemorato da un evento in diretta streaming nei siti del teatro, dei Vigili del Fuoco, del Comune, di Venezia Unica, attraverso il documentario Dal fuoco alla musica, che racconta l'incendio e la ricostruzione del teatro, condotto da Alberto Toso Fei, con immagini, interviste e contributi. Alle 17:30 avrà luogo un concerto della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.